Tra le montagne più belle del mondo, una terra ricca di storia e cultura, sa raccontare il suo passato, l'incontro tra l'uomo e una natura incontaminata, l'arte e i mestieri, la lingua e le tradizioni. La rete dei musei del Cadore custodisce l'anima di un territorio. La storia di una straordinaria scoperta archeologica è oggi il fulcro espositivo del Museo Cazzetta di Selva. Qui è custodito lo scheletro integro del cacciatore di Mondeval, vissuto 7500 anni fa. Possiamo rivedere il suo volto, entrare nella sua capanna, ammirare gli strumenti in selce e la straordinaria collana di denti di cervo. Molto prima di lui, 200 milioni di anni fa, quando il mare lambiva queste terre, si spostavano mandrie di colossali dinosauri. Eccezionale il ritrovamento di impronte, il primo avvenuto sulle Alpi, scoperte ai piedi del Pelmetto, di cui il museo espone il calco. Tema centrale dell'esposizione del Museo Etnografico di Zoppé di Cadore è la produzione del carbone, praticata per secoli nei boschi dell'Alto Bellunese e soprattutto a Zoppé, il paese dei carbonai. Il museo ne conserva la memoria, dalla rilevante serie documentale alla ricostruzione di un poiat, la catasta dove il legno ardeva per giorni per diventare carbone. Un'ampia raccolta di utensili contadini e strumenti artigiani completa il quadro degli antichi mestieri. Fabbri, falegnami, tessitori, calzolai. Il fascino della casa di Tiziano Vecellio a Pieve di Cadore rapisce il visitatore. In questi ambienti, pur modificati nel tempo, aleggia ancora lo spirito dell'artista. Lo si percepisce nella cucina, con il grande foguer, il focolare, nell'intimo della stua, nella tipica scala con ballatoio in legno che collega i due piani. L'emozione di calpestare le assi di quel pavimento o le pietre levigate della cucina. In quella casa dove trascorse l'infanzia e soggiornò per lunghe estati uno dei più grandi artisti del Cinquecento, resta un'esperienza straordinaria. Tra le acque smeraldo dei laghi di Lagole a Calalzo di Cadore, già in epoca preromana si celebrava il culto di una divinità sanante. Qui si svolgevano banchetti rituali e si lasciavano ex voto, statuette bronze, armi, monete. L'eccezionale collezione di reperti è oggi raccolta al Marc di Pieve di Cadore. Il museo offre una testimonianza unica della cultura e della lingua venetica e raccoglie innumerevoli tracce della successiva dominazione romana, come il brano di pavimentazione musiva proveniente da una domus del II secolo d.C. Trasmettere memoria, valori e identità alle nuove generazioni. Custodire non una storia minore, ma un passato che è l'essenza stessa di una comunità.
Questo è il grande valore di musei etnografici come la latteria di Lozzo di Cadore, dove si racconta oltre un secolo di attività casearia. Vi si narra la vita nelle malghe, l'alpeggio, il sistema cooperativistico. Si raccolgono anche gli strumenti tradizionali per ricavare burro e formaggio dalla materia prima, il latte. Un racconto ricco di significato e ancora vivo, che si può gustare nelle latterie cadorine dei giorni d'oggi. Funghi, alberi, fiori, insetti, uccelli. La straordinaria varietà di flora e fauna dolomitica sono il cuore della sezione di Scienze Naturali nel Palazzo Cortemetto di Auronzo. Un allestimento moderno consente un approccio multisensoriale alla natura. E l'ampia serie stratigrafica di suoli e minerali conduce a scoprire le origini delle montagne dolomitiche. Di grande fascino la sezione archeologica che raccoglie i ritrovamenti giunti dal santuario di epoca romana sul Monte Calvario. Già dal nome Al-Gudnei, qualcosa di noi, questo museo e centro culturale esprime il suo ruolo di promozione della lingua ladina. Nel tradizionale carnevale di Dosoledo, le colorate maschere del matazin e del lacchè sono ancora oggi protagoniste delle feste di piazza. Le vicende delle regole, con la gestione comune dei boschi, esprimono una gestione oculata dell'ambiente da parte delle comunità. La storia dell'edilizia, con l'ottocentesco rifabbrico per debellare gli incendi, è testimoniata anche dalla cintura di fienili che cinge il paese. Nella splendida borgata di Cima Sappada, ai piedi delle montagne dove nasce il Piave, il Museo Etnografico Fontana aiuta a conoscere il particolare ambiente naturale e la storia della comunità che vi si è insediata. Un'isola linguistica germanofona dalla forte identità culturale. Tradizioni folcloristiche tipiche come il carnevale sappadino, conosciuto per la spaventosa maschera delle rollate, ma anche una particolare sensibilità religiosa e usi tradizionali che si riflettono ancora oggi nei costumi tipici e rappresentano una risorsa per il turismo. Nelle borgate sappadine il tempo non si è fermato. Ma entrare nelle antiche case rurali è come affrontare un viaggio nel tempo. Così accade per la Casa Museo della Civiltà Contadina, che sorge isolata nel verde in borgata Cretta. Completamente in legno, al suo interno stupisce soprattutto per la cucina a fumicatoio. Il grande focolare aperto era infatti utilizzato anche per affumicare carni e ricotte. Rete museale Cadore Dolomiti.
lo spirito giovane di una terra antica.